in un momento così difficile in cui tutti siamo uniti per la difesa dell'italianità, per la difesa del prosecco, per la difesa dell'aceto balsamico, per la difesa di quasi 1000 denominazioni di origine che abbiamo nel nostro paese tra cibi e vini, io credo che uscite di questo tipo sicuramente non ci servono e non fanno bene all'Italia. Le parole che hanno scatenato la reazione del presidente della Commissione Agricoltura del Senato Giampaolo Vallardi sono quelle pronunciate sulle reti pubbliche dal patron di Italy, Oscar Farinetti, che ha difeso il Prosek croato dicendosi contrario a ogni sovranismo alimentare e l'alimentazione a base di insetti ritenuta più sostenibile. Attaccando invece gli agricoltori italiani che fanno della carne made in Italy, della zootecnia sostenibile, una delle colonne portanti della nostra economia. Poi dice che dobbiamo avere il Prosek, però mi sembra assurdo da parte di uno che ha fatto una fortuna con le sue attività utilizzando il nome Italia. Ci provi Farinetti, dice provocatoriamente Vallardi, a vendere nei suoi negozi solamente larve o Prosek. Vedremo come gli andranno gli affari. Solo un paio di mesi fa, proprio il senatore trevigiano aveva presentato un disegno di legge contro l'uso, nelle mense, in particolare scolastiche, delle farine di insetti. Ci parlerò con Farinetti, perché insomma da Presidente della Commissione Agricoltura provo anche a sentirlo per capire cosa gli passa per la testa. Io credo che sia un buttare là per cercare visibilità, altri motivi non ne vedo. Al di là della tutela delle filiere, conclude il senatore leghista, anche a livello di effetti sulla salute il cibo italiano è insostituibile. Se la dieta mediterranea ci permette di essere il paese più longevo in Europa, significa che così come stiamo mangiando bene. Chi deve cambiare sono sicuramente gli altri.